Grazie ai patti finanziari stipulati con lo Stato, l'amministrazione regionale ha istituito ILIA, l'imposta locale immobiliare autonoma, che prende il posto dell'IMU nazionale dal 2023. ILIA è un'entrata del comune che finanzia i servizi indivisibili come l'illuminazione, la manutenzione stradale e del verde pubblico. Devono pagare ILIA i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Chi possiede diritti su un immobile, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Il locatario nel caso di immobili in leasing e il concessionario nel caso di aree pubbliche. Non devono pagare ILIA i proprietari di abitazioni principali ad eccezione di immobili di lusso, i proprietari di terreni agricoli con particolari requisiti previsti dalla legge regionale 17 del 2022, articolo 11. Da quest'anno i proprietari di fabbricati strumentali all'attività economica devono rilasciare la dichiarazione per godere dell'aliquota specifica ridotta. ILIA può essere pagata con modello F24 disponibile in banca, in ufficio postale oppure tramite home banking o secondo altre modalità indicate sul sito internet del proprio comune. Le scadenze del pagamento di ILIA sono la prima rata entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre. Attenzione che per gli enti non commerciali c'è un'ulteriore terza rata entro il 16 giugno dell'anno successivo. Con ILIA più risorse per i comuni, più investimenti per il territorio.